Si apre sotto la pioggia la 96esima adunata nazionale degli alpini che sta portando a Biella decine di migliaia di penne nere. L'evento è iniziato con l'alzabandiera e con gli onori ai caduti in un'atmosfera di grande emozione e di enorme aspettativa per quello che accadrà nei prossimi giorni. Negli occhi e nel cuore di tutti passano infatti ancora le immagini della Dunata di Vicenza, considerata fra le più belle e gloriose di sempre. Se il buongiorno si vede dal mattino, nonostante la pioggia, veramente tanta gente presente, sia all'alzabandiera, sia qui all'onore ai caduti, sia durante la sfilata del trasferimento. Io credo che Biella ha dimostrato tutto il suo affetto agli alpini. Gli alpini, voglio dire, che già da oggi stanno contraccambiando veramente alla grande. Sarà una grande bella Dunata, condivisa, fatta in amicizia, con quel segno di speranza che noi abbiamo lanciato per questa Dunata. La Dunata è il luogo di ritrovo di tanti vecchi che hanno servito la patria e vogliono rinsaldare i legami di amicizia straordinari creati durante la Naia. Ma è anche un momento fondamentale per gli alpini in armi che ogni anno ricevono a Bassano del Grappa il cappello con la penna come simbolo di appartenenza. L'Associazione Nazionale degli Alpini è per noi fonte di gioia, di allegria, ma anche sono custodi dei nostri valori, ci ricordano da dove veniamo, ci ricordano qual è la nostra eredità, la nostra storia, quindi questa Dunata è anche il modo per insaldare questi legami tra l'Associazione Nazionale Alpini, tra alpini che hanno servito con noi, insieme a noi, alpini in armi tanti anni fa, e per ricordarci quanto è bello portare il cappello con la penna. Taglio del nastro anche per la Cittadella degli Alpini, uno spazio di 20.000 metri quadrati allestito dalle truppe alpine per illustrare gli equipaggiamenti storici e moderni del corpo, dagli elicotteri ai droni. Tanti alpini stanno partendo dal Veneto proprio in queste ore. C'è chi va a Biella in auto, in camper, con i bus organizzati e con mezzi molto più spartani. Ma tutti sono accomunati dal grande spirito delle penne nere, spirito di sacrificio, di appartenenza, di solidarietà e, perché no, di convivialità.